Il nuovo picco di contagi in Cina genera perciò reazioni in Italia. Sono stati messi in isolamento 11 cinesi sbarcati all'aeroporto di Malpensa ma residenti in Veneto. A Verona si fa il punto sulla situazione presso la direzione generale dell'ULSS 9. Cinzia Torriglia. Io la nuova allerta al momento non la vedo. È chiaro che bisogna sempre mantenere un certo livello di attenzione. Il picco di contagi di Covid in Cina preoccupa anche l'Italia. Dopo l'ordinanza del Ministro della Salute che chiede l'obbligo del tampone per chi arriva con voli diretti dalla Cina, anche in Veneto si stanno valutando misure idonee. A Verona si fa il punto della situazione presso la direzione generale ULSS 9. Noi effettueremo il tampone a tutti quelli che arrivano all'aeroporto di Villafranca. L'USMAF ci darà l'elenco delle persone che arrivano e dei voli dove poterle trovare, quindi è una cosa che attiveremo al momento ogni volta che arriva un aeromobile. E l'informazione importante è che chi invece arriva non attraverso l'aeroporto ma attraverso altre vie comunque deve soggiacere a questo obbligo. Dietro al nuovo picco di contagi in Cina, stando agli esperti, potrebbe celarsi la variante Grifon, che un anno fa è dilagata in Europa e in Italia è stata individuata proprio durante le festività. Noi sappiamo che più del 90%, sommando chi ha avuto il vaccino, chi ha avuto un'infezione naturale, ha comunque un sistema immunitario che ha incontrato il virus, detto molto semplicemente. Questo significa che anche se ci fosse una nuova variante ha a che fare con un sistema immunitario che ha una sua memoria, che quindi è in grado di intervenire precocemente nel confinare l'infezione.